Pieve di Soligo è pronta a celebrare uno dei suoi figli più famosi, il poeta Andrea Zanzotto, in occasione del centenario della sua nascita, con una 4 giorni di eventi, poesie e laboratori. Partirà dal suo paese natio, quello che per il poeta ha rappresentato un microcosmo, l'evento Zanzotto 100, la poesia dalla A alla Z. Inizialmente in calendario a marzo, l'appuntamento a causa della pandemia è stato rinviato dagli organizzatori a giugno. Sono orgoglioso che si parta e auspico veramente che sia un modo per liberarci da questo anno e mezzo di pandemia, da tantissime situazioni che hanno toccato profondamente la psicologia e anche il lavoro e il portafoglio delle persone. L'evento abbraccerà anche Treviso e Padova. Tutto il Veneto insomma è pronto a ricordare uno dei più grandi poeti del Novecento. Tutta la regione Veneto si sta mobilitando, mi sembra uno straordinario viatico per un anno di cultura, ma credo che Zanzotto tocchi un aspetto anche importante, quello della riflessione non soltanto sul nostro passato e sul nostro presente, ma anche una riflessione sul futuro. Pieve di Soligo, uno dei borghi più belli d'Italia, finalista al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022, con un progetto sul dialogo tra cultura e territorio in cui spiccava proprio la figura del poeta solighese Andrea Zanzotto. È importante per sicuramente valorizzare la figura di quello che è stato uno dei più grandi poeti del secondo Novecento, un cantore del nostro territorio, del nostro paesaggio e altresì, devo dire, uno dei massimi esponenti di quello che è un aspetto identitario della regione del Veneto, del popolo veneto.